E direi che gratificati dalla pausa possiamo dare inizio alla seconda parte che vede protagonisti gli studenti. Il primo intervento è realizzato a ben 6 mani ed è a cura degli studenti dell'Università degli Studi di Padova del corso magistrale in Scienze del Servizio Sociale. Ve li presento. Sono Marinella Fanti, Mattia Marinello e Giulia Ruffato. Prego, a voi la parola. Grazie. Allora, il lavoro che abbiamo fatto noi è un video che abbiamo pensato partendo da questa domanda: quale forma hanno i diritti? Questa è un po' la domanda da cui siamo partiti noi tre, per cercare di mostrare un po' quali sono i diritti che l'assistente sociale promuove nel suo lavoro e allo stesso tempo dare voce agli studenti di servizio sociale della triennale e della magistrale di Padova. Allora, i diritti inizialmente abbiamo pensato sono qualcosa di un po' vago, un po' difficile da cogliere. Come possiamo mostrare questi diritti che l'assistente sociale promuove? Allora, abbiamo pensato un po' a questa tecnica e abbiamo chiesto ai nostri colleghi della triennale e della magistrale di pensare appunto a un diritto che l'assistente sociale può promuovere con il suo lavoro e quindi di scegliere un oggetto che rappresentasse questo diritto, in modo da collegare un'immagine diretta a questo diritto. Quindi abbiamo invitato i nostri compagni una giornata a portarci questo oggetto, li abbiamo intervistati sul diritto che avevano scelto e li abbiamo fotografati con questo oggetto simbolico, insomma, che hanno portato. Da queste parole e da queste foto abbiamo costruito il video che dopo vi facciamo vedere e sono un po' dei simboli che ci aiutano a riflettere sul lavoro dell'assistente sociale e sulle idee, insomma, degli studenti che sono ancora in formazione. Allora, relativamente ai contenuti, nel video che vi presenteremo sono esposte le idee appunto di noi studenti e di come percepiamo la professione dell'assistente sociale e il suo operato come promotore dei diritti alla persona. Il diritto alla privacy, ad essere se stessi, all'ascolto, all'avere una voce, alla diversità e all'uguaglianza, ad avere una casa, all'accoglienza e all'autonomia sono stati i diritti che gli studenti hanno scelto di rappresentare. Ascolto, comunicazione e identità professionale sono 3 elementi che sono emersi chiaramente dalle immagini che raccontano il video e che mettono in luce la duplice area inter- e intraprofessionale con la quale il professionista deve continuamente entrare in contatto. L'assistente sociale lavora contemporaneamente con la persona utente attraverso l'ascolto e con l'ente e nella territorialità nella quale si trova ad operare, tessendo intorno alla persona e alla territorialità una maglia di tessuto relazionale che promuova l'autodeterminazione dell'utente e la nascita o la promozione di servizi nella territorialità. Ne è emersa quindi l'immagine di un professionista a tutto tondo, impegnato a rispettare un codice deontologico e un mandato istituzionale che lo guidano alla realizzazione di progetti sempre diversi, qui il diritto alla diversità citato nel video, poiché sempre diverse saranno le persone con le quali il professionista si troverà a lavorare. Un intervento che mira ad un'equità di trattamento, da qui il diritto all'uguaglianza, verso ogni persona che necessitasse di aiuto, ma anche di chi non ha coraggio o non sa come chiederlo questo aiuto. Un professionista, quindi l'assistente sociale, che ascolta, comunica, costruisce e si fa promotore di diversi diritti per la costruzione di un tessuto sociale sempre più ricco e di diritti sempre meglio conosciuti, difesi e promossi. In accordo con il tema di questa giornata abbiamo ricordato i principi del codice deontologico, primo fra tutti quello che riguarda proprio la professione che si basa sul valore, sulla dignità e sull'unicità delle persone e sull'affermazione dei principi di giustizia ed equità sociali. Tra il resto principi sanciti anche dalla Costituzione italiana, che spesso bistrattata, però che ci indica questa via. Il codice deontologico è un buon modo per l'assistente sociale di ricordarsi e ricordare anche agli altri professionisti quella che è la propria identità e ci indica anche delle vie, dei principi da
da tenere presenti, soprattutto come anche riportato più volte durante questa giornata, in questo periodo di crisi e di grande mutamento sociale, ma non solo. Il codice deontologico ci ricorda che la professione si basa sull'autonomia tecnico-professionale, l'indipendenza di giudizio e sulla scienza e coscienza dell'assistente sociale. Ecco, il discorso della scienza ci ricorda l'importanza di implementare sempre di più la ricerca e di renderla una parte integrante del nostro lavoro quotidiano. Solo grazie anche a questa operazione potremo finalmente costruire, far riconoscere la nostra identità, che è una specifica identità. L'assistente sociale può superare il conflitto dato dalla difficoltà di coniugare la volontà di farsi promotrice e promotore di diritti con le difficoltà che si riscontrano nel lavoro quotidiano sul territorio, nell'ambito locale. Infine mi piace pensare che così c'è questo obiettivo da tenere sempre presente, che è emerso anche un po' nel video che abbiamo raccolto, che a volte può sembrarci utopico in questi tempi o comunque può apparire magari un po' da visionari, ma che è necessario tenere sempre come obiettivo verso il quale tendere e verso il quale camminare, che è quello che è il ruolo assegnato a questa professione fin dall'inizio, ovvero quella dell'assistente sociale come costruttrice di società migliore. Sì, solo un dato sul lavoro. Hanno partecipato e hanno quindi risposto alla nostra chiamata 14 studenti, di cui 6 della triennale e 8 della magistrale, per un totale di 12 diversi oggetti. E vedrete molti oggetti anche della vita proprio comune e quotidiana. Questo un po' anche forse a ricordarci che i diritti non devono restare in un momento straordinario, isolato, ma pervadono tutta la nostra quotidianità. Bene, allora, che forma hanno i diritti? Voci di assistenti sociali in formazione. Parliamo di diritti e di dignità delle persone. Con quale oggetto rappresenteresti i diritti che l'assistente sociale promuove nella sua professione? Abbiamo chiesto ad alcuni studenti di servizio sociale a Padova di mostrarci le loro idee. Il diario è segreto ha il diritto alla privacy. Si può scrivere senza essere giudicati. L'assistente sociale si fa ascoltatore e specchio per riflettere e creare fiducia. La canottiera fatta a mano è il diritto a essere se stessi perché è un oggetto unico e originale. Ogni persona porta la sua unicità che l'assistente sociale deve rispettare. Le casse acustiche sono il diritto ad avere una voce perché potenziano e diffondono il suono. L'assistente sociale dà voce a chi è più fragile perché sia ascoltato. Le cuffie sono il diritto all'ascolto. L'assistente sociale deve porsi all'ascolto dell'utente, raccogliere la sua voce e valorizzarla all'interno dei servizi. Gli occhiali sono il diritto a essere riconosciuto per ciò che si è, con le proprie risorse e le proprie capacità, senza essere descritto da pericolose etichette. Le carte da gioco rappresentano il diritto all'uguaglianza, poiché da un lato sono tutte uguali, ma davanti mostrano la loro unicità e il loro valore, sono tutte diverse. Le marionette da dita sono il diritto all'originalità e alla creatività. L'assistente sociale deve saper promuovere la cultura e la libera associazione. La chiave è il diritto a vivere in un luogo dignitoso e sicuro. L'assistente sociale cerca soluzioni creative per promuovere l'accoglienza e garantire una casa. Il peluche ha il diritto all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. L'assistente sociale si impegna per vedere tutelato e riconosciuto questo diritto fondamentale. La coperta è il diritto alla protezione e alla sicurezza sociale. I servizi si preoccupano perché ogni persona possa vivere in un ambiente sano e condurre una vita dignitosa. La scarpa è il diritto all'autonomia, indica il percorso che compie la persona nel processo d'aiuto.
L'assistente sociale sostiene chi impara a camminare con le proprie gambe. Il giornale è il diritto all'informazione. L'assistente sociale promuove la comunicazione di informazioni utili anche attraverso il segretariato sociale. Direi che un doppio applauso ha un suo significato. Bravi, veramente bravi. E adesso prendete anche il terzo. Invitiamo chi vuole a usare l'hashtag, se vuole mettere una foto di un oggetto, insomma può aiutarci a riflettere anche insieme. Grazie. Perfetto, restate qui con noi, non andate via, non serve. Adesso ci allarghiamo. Abbiamo un'altra studentessa, abbiamo Nadia Kadrobi che ci porta un altro contributo. Lei è una studentessa del corso di laurea magistrale di lavoro, cittadinanza sociale e interculturalità di Ca' Foscari. Il suo tema è Il momento della pace è adesso, operazione Colomba, che però almeno uno di voi deve venire di qua. E quelle sono le slide sbagliate. Eccoci. Grazie. Allora, io vi racconto la mia esperienza di stage in Albania, che è stata l'anno scorso, da febbraio a maggio, e è stata, non esagero, l'esperienza più significativa in tutta la mia vita. Infatti sono tornata in Albania altri 2 mesi e prospetto di tornarci ancora, perché è stato veramente molto, molto bello. Allora, Operazione Colomba è il corpo non violento di pace dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ed è nato circa nel 1992, quando un gruppo di obiettori di coscienza hanno deciso di agire in maniera non violenta per rispondere alla guerra che stava imperversando in ex Jugoslavia. E come fa questa Operazione Colomba? Lo fa attraverso 3 principi fondamentali. Il primo è la condivisione, cioè si condivide la vita con le persone con le quali si sta e si lavora, si vive nelle stesse loro condizioni. Per esempio in Libano, in un campo profughi, i volontari vivevano in tenda e si cerca di mantenere uno stile di vita sobrio e più possibile uguale a quello che vivono le persone in quel luogo. La condivisione anche con gli altri volontari, perché il gruppo è la parte fondamentale di Operazione Colomba, nel senso che si dividono con le altre persone tutte le gioie ma anche le difficoltà. Portarle insieme è molto più facile portarle che da soli. Un altro principio fondamentale è la non violenza, che è apposta scritto attaccato, e non violenza perché non è la negazione della violenza, ma è una risposta creativa, nuova, originale alla violenza. E poi c'è l'equivicinanza, perché Operazione Colomba opera in zone in conflitto, però non parteggia, ma si occupa di mediare fra le due parti in conflitto, e quindi è vicina, cerca di essere vicina alla stessa maniera alle 2 parti. Dov'è attualmente Operazione Colomba? È in Colombia, nella comunità di pace di San José de Apartadó, dove un villaggio ha scelto una resistenza non violenta alle organizzazioni militari, paramilitari e l'esercito regolare, che vorrebbe accaparrarsi tutto il commercio, soprattutto della droga, e quindi espropriare le terre alle persone, ai civili.
e lì fa un accompagnamento perché un passaporto italiano è garanzia di protezione in molti posti. Poi in Palestina, nel villaggio di Attuani, nelle colline a sud di Hebron, si occupa di accompagnare i bambini e gli adulti anche palestinesi che sono vittima di attacchi da parte dei coloni israeliani. In Libano, a Tel Abbas, attualmente questa presenza è in sospeso perché immagino avrete sentito che è stato aperto un corridoio umanitario attraverso il quale 93 siriani sono partiti dal campo profughi di Tel Abbas, appunto, e sono arrivati in Italia. Operazione Colomba è stata fra le associazioni che si è fatta promotore e che attualmente sta aiutando nell'accoglienza di questi profughi che non sono nemmeno inseriti nel sistema SPRAR. E infine in Albania, appunto, a Scutari è l'unico posto dove non c'è un conflitto aperto, perché è un conflitto che riguarda le famiglie, perché sono conflitti intrafamiliari che riguardano le vendette di sangue. Soprattutto nel nord dell'Albania c'è ancora molto presente il fenomeno delle vendette di sangue, Akmarya e Jakmarya, che significa presa della vendetta e poi presa del sangue, che sono le vendette previste dal Kanun, che è un codice medievale che sopravvive in forma degenerata, nel senso che una volta aveva il compito di regolare tutta la vita, dai matrimoni ai confini fra le proprietà, eccetera, ma adesso è sostanzialmente una legittimazione a svariati reati, fra i quali purtroppo anche l'omicidio, perché per il Kanun l'onore è più importante anche della vita. E quindi noi, diciamo, Operazione Colomba ha l'obiettivo di riconciliare le famiglie che sono appunto in vendetta fra di loro. Come lavora Operazione Colomba? Lavora su 3 livelli, con le istituzioni, perché una cosa che è molto grave è che l'Albania fa fatica a riconoscere che c'è ancora il fenomeno delle vendette di sangue, però adesso, diciamo, c'è un po' più sensibilizzazione e quindi per esempio si cerca di fare un lavoro di rete con varie associazioni che si occupano di questo, e per esempio con l'Avvocato del Popolo, che è una figura intermediaria fra le istituzioni e i cittadini. Poi si cerca di sensibilizzare anche la società civile, perché chi non è coinvolto in vendetta di sangue tende a dire vabbè, ma è un problema loro, invece non ci si rende conto che è un problema che è per tutta l'Albania. E quindi si fa una manifestazione mensile per le strade di Scutari ogni mese di sensibilizzazione, e poi anche un evento annuale, che quest'anno è stato un questionario che è stato proposto a tutti i candidati sindaco e dal quale poi è stato fatto un report che è stato consegnato a tutte le istituzioni, fra le quali anche l'Unione Europea. E il lavoro più sostanzioso è quello con le famiglie. Con le famiglie si fanno delle visite settimanali a entrambi le parti in conflitto, quindi sia alle persone che hanno subito un omicidio e devono scegliere se vendicarsi o meno, sia alle persone che vivono autorecluse perché avendo commesso un omicidio, sia per rispetto che per paura, appunto, vivono autorecluse. Questo causa anche una violenza all'interno della famiglia, perché sono gli uomini sopra i 16 anni che vivono autoreclusi, spesso abusano di sostanze, di alcol, e la violenza poi si perpetra anche all'interno della famiglia. Una cosa molto importante è la condivisione del vissuto per il superamento del dolore, perché il fatto di continuare a pensare e rimuginare sugli eventi dolorosi del passato impedisce alle persone di guardare con speranza al futuro. E poi ci si avvale anche di collaboratori esterni che vengono periodicamente a fare delle testimonianze di perdono. I più significativi sono questo prete, padre Gianfranco Testa, che è stato il fondatore dell'Università del Perdono di Torino, e Giovanni Ricci, che è il figlio di uno dei carabinieri che era di scorta ad Aldomoro quando c'è stato l'attentato, che ha incontrato l'assassino di suo padre e quindi ha portato la sua testimonianza di mediazione, di riconciliazione, una modalità di giustizia riparativa, diciamo, ecco. E gli obiettivi che sono stati raggiunti da Operazione Colomba è che dal 2010, quando c'è stata aperta la presenza lì, c'è un riconoscimento del fenomeno
da parte dello Stato, anche perché adesso l'Albania ha fatto richiesta per entrare nell'Unione Europea e una delle cose che l'Unione Europea ha detto che è necessario risolvere prima di entrare è appunto quella del superamento del fenomeno delle vendette. Un altro obiettivo che sono state portate a termine alcune riconciliazioni, quindi una cerimonia ufficiale nel quale le due famiglie in vendetta si sono riconciliate, però anche a volte una coesistenza, perché la famiglia ha deciso ok, non perdono, non mi riconcilio, però almeno decido di non uccidere, che è già un grande risultato. E vabbè, questo ultimo accenno insomma che fa parte molto del lavoro della Colomba è il perdono, nel senso che il perdono è prima di tutto un dono che si fa a se stessi, anche se non si decide poi di riconciliarsi con l'altro, già essere capaci di vivere in pace con se stessi è già una grande cosa. Grazie. Bene. Ringraziamo Nadia, anche lei uno splendido intervento. Concluderei questa parte dedicata agli studenti leggendovi una frase di una relazione finale di una studentessa che dice: all'inizio di questo percorso di studio mi ero riproposta di diventare assistente sociale per dar voce a tutte quelle persone a cui la vita per gli più svariati motivi l'ha tolta. Oggi riconfermo con entusiasmo la mia scelta professionale, ma mi pongo l'obiettivo di ascoltare, perché ho capito che le persone non possono perdere la propria voce, al massimo questa si abbassa a tal punto da non essere più sentita. E con questo ringrazio ancora una volta gli studenti e chiedo a loro di lasciare il posto ai tutor di tirocinio, e sono la dottoressa Edda Biancon, la dottoressa Cristina De Rossi, la dottoressa Franca Bonin e la dottoressa Luciana Povolato e la dottoressa Ilaria Sterzi, che si dispongono in ordine, poi avranno il PC a bisogno. Adesso farò l'errata codice. Ecco, sì. Così, stiamo là, dopo io la muovo. Bene, buongiorno a tutti. Cristina e io abbiamo pensato di trasmettervi un po' l'esperienza di tanti anni di collaborazione con l'Università di Ca' Foscari e in qualità di tutor. E quello che noi vi presenteremo oggi è frutto del pensiero e dell'esperienza delle numerose tutor che si sono avvicendate nel corso di laurea in Scienze della Società e del Servizio Sociale e del corso di laurea magistrale in Lavoro, Cittadinanza Sociale e Interculturalità, appunto di questa università. Cercheremo di descrivere le metodologie e le buone pratiche che abbiamo sperimentato in numerosi anni di attività didattica relativa allo svolgimento dei tirocini per i futuri professionisti, appunto assistenti sociali. L'esperienza pluridecennale ci dimostra i numerosi vantaggi che tale impostazione offre rispetto al raggiungimento degli obiettivi formativi universitari del futuro professionista assistente sociale, obiettivi che si possono raggiungere attraverso un sistema organizzativo dei tirocini nei servizi territoriali, la cura delle relazioni tra università e enti ospitanti, lo scambio regolare tra università e supervisori e assistenti sociali e il metodo degli incontri di gruppo con gli studenti condotti dal tutor universitario. Questi incontri sostengono e accompagnano parallelamente l'esperienza appunto degli studenti nei luoghi di tirocinio. Allora, che cos'è la formazione? Due parole sulla formazione all'Università Ca' Foscari del corso di laurea in servizio sociale che è stato istituito
nell'anno accademico 2001-2002 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia ed è approdato dopo alcune trasformazioni all'attuale facoltà. Gli studenti che mediamente si iscrivono ogni anno ai corsi di laurea triennale e magistrale sono circa un centinaio per ciascun corso. Essi provengono prevalentemente dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia per la laurea triennale, ma da tutto il resto dell'Italia per la laurea magistrale. Ca' Foscari ha strutturato, come altre università, un modello di tutoraggio dei tirocinanti che prevede la realizzazione di un percorso guidato di conoscenza della professione e dei servizi. Riguarda in modi differenti la laurea triennale e quella magistrale. Nel primo caso della laurea triennale si parte dal secondo anno del corso di laurea e si conclude nel terzo, alla durata di 9 mesi per un numero complessivo di 450 ore. Il tirocinio del corso di laurea magistrale prevede 250 ore per gli studenti già in possesso di laurea triennale e viene consigliato un tirocinio di 450 ore. Cerco anche di andare un po' in fretta perché mi pare che il tempo sia un po' tiranno e voi magari a questo punto siete anche un po' stanchi. Nei servizi territoriali, molti dei quali si trovano nei comuni, negli enti ospedalieri, nelle case di riposo, nelle aziende sociosanitarie e minor parte nelle cooperative sociali, tutti gli studenti vengono affiancati appunto da un supervisore assistente sociale e nella sede universitaria da un tutor. Prima di passare a raccontarvi quali sono gli obiettivi e il metodo, vorremmo dedicare un po' di attenzione ai coprotagonisti di questa interessante esperienza del tirocinio, gli studenti e i supervisori dei servizi. È proprio dalla tessitura costante di relazioni umane a carattere didattico-pedagogico tra questi soggetti attivi che si è sviluppato un modello soddisfacente e dinamico. Una prima riflessione riguarda il nostro rapporto con gli studenti, che abbiamo anche visto adesso qui, ragazze e ragazzi di un'età compresa tra i 19 e i 26-27 anni, un'età della vita in cui avvengono ancora molte trasformazioni. Infatti abbiamo osservato insieme ai numerosi supervisori che in un tempo relativamente breve, qual è quello del tirocinio, circa un anno, gli studenti vivono cambiamenti significativi non solo nell'ambito dell'apprendimento intellettivo, ma sul piano complessivo dell'autonomia personale, delle relazioni con gli adulti di riferimento, con i pari, tutti elementi che hanno contribuito ad arricchire e consolidare la propria motivazione formativa e la capacità di proiettarsi nel futuro della professione. Abbiamo avuto modo, con molti di voi supervisori, di stupirci positivamente di fronte alle trasformazioni mentali dovute alle nuove acquisizioni, un uso sempre più appropriato del linguaggio professionale, l'espressione di un pensiero più complesso, una maggior capacità di collegamento tra lo studio teorico e l'esperienza osservata accanto ai supervisori. Ma altrettanto ci hanno dato gioia le trasformazioni personali e relazionali delle ragazze e dei ragazzi che abbiamo incontrato in questo lavoro. Mi viene in mente Marta, 19 anni, l'aspetto di una ragazzina, il volto infantile senza un filo di trucco, è un po' diversa dalle sue compagne. Durante uno dei primi incontri di gruppo si parla degli interessi di ciascun studente, delle eventuali difficoltà a spostarsi dal luogo di residenza a quelle del tirocinio. C'è chi può utilizzare un'automobile e chi deve necessariamente utilizzare i mezzi pubblici. Marta dice timidamente che lei la macchina ce l'ha e anche la patente, ma che i suoi genitori sono un po' apprensivi e la invitano a non usarla. Mi chiede pertanto di trovarle un posto di tirocinio vicino a casa. Mi balza alla mente un ricordo di quando avevo la sua età. Erano gli anni 70, anni di grande fermento sociale e di creazione dei servizi territoriali. Mi muovevo liberamente a ogni ora del giorno e della sera col mio motorino. Marta mi appare piccola, sprovveduta e ancora tanto protetta dalla famiglia. Ma dopo circa un anno, durante il quale si reca presso una casa di riposo della città più vicina al suo piccolo paese, conosce da vicino l'assistente sociale supervisore, ne osserva l'opera professionale, si rapporta coi colleghi della struttura, prova a mettersi in gioco attraverso qualche colloquio con gli ospiti anziani e i loro familiari.
Marta appare più autonoma, disinvolta. I suoi occhi rivelano una forza nascosta e perfino una grinta inaspettata. Ed è trascorso solo un anno. L'esperienza del tirocinio deve aver rappresentato per questa ragazza molto di più di un assaggio del suo futuro professionale. Forse Marta, come tanti altri ragazzi della sua età, ha messo finalmente la testa fuori dal nido, da una famiglia che al giorno d'oggi, a volte, protegge a lungo i figli, allungando i tempi della loro crescita. Venendo ora alla figura del supervisore, quale figura che coopera con il tutor universitario, vorremmo raccontare alcuni aspetti relativi all'assunzione del ruolo da parte di tanti operatori più o meno giovani con cui abbiamo collaborato. Alcune brevissime interviste fatte via mail ci aiuteranno a focalizzare l'argomento e attraverso le parole di un operatore che, espresse con la spontaneità di chi è appassionato al proprio lavoro, vogliamo aprire con alcune suggestioni. Ogni anno, quando le tutor dell'università mi chiedono di fare da supervisore ad uno studente, mi prende la voglia di rifiutare. Per l'impegno, per la difficoltà di dover spiegare a qualcuno ciò che faccio quotidianamente. Mi sembra inizialmente che ciò faccia rallentare il mio modo di agire. Ma poi, alla lunga, vedo che serve proprio a me, proprio per frenarmi e dare maggior spazio al pensiero. Con uno studente sei costretto a riflettere su ciò che fai, sei spinto a motivare e approfondire le risposte che spesso dai per scontate. Mi piacerebbe che non ci chiamaste supervisori, mi sembra di stare al di sopra dello studente, ma formatori esperienziali. Questo è quello che cerco di offrire ad uno studente, un laboratorio esperienziale dove avere la possibilità di metterci in gioco insieme. Io cerco di mettere il tirocinante a confronto con la nostra attuale realtà dei servizi, che per certi aspetti è sempre più priva di speranza. Vorrei che alla fine dell'esperienza lo studente si facesse una domanda. Mi piace questa professione che ho scelto di fare? Ho la passione per la gente, per i problemi che vive? Ho voglia di combattere per un senso di generale giustizia e solidarietà? L'assunzione di questo ruolo necessita di un riconoscimento istituzionale, di un preciso riconoscimento all'interno degli enti, l'accesso ai crediti formativi, eccetera. Ma soprattutto necessita di un'autolegittimazione allo svolgimento di una funzione didattico-formativa nei confronti delle nuove generazioni di assistenti sociali. Non sempre l'autolegittimazione è legata all'età. Abbiamo incontrato operatori esperti nel proprio lavoro che ancora non si sentivano pronti a fare questo passaggio, che implica una rappresentazione di sé come guida o come formatore esperienziale nei confronti di un futuro professionista. Vi è un aspetto legato alla capacità generativa propria dell'adulto quando un operatore decide di assumere la funzione di supervisore. Capacità caratterizzata da un desiderio di mettere a disposizione di altri le proprie abilità, esperienze e interesse per la professione. Emerge da questi brevi feedback che le motivazioni principali che sostengono la scelta dei supervisori non sono relative unicamente al senso del dovere verso chi sta imparando questa professione, ma un certo interesse all'aggiornamento, al mantenimento di un contatto creativo con gli aspetti teorici, quasi una sorta di allenamento per se stessi. Infatti la necessità di riflettere sulla propria esperienza di lavoro è molto forte negli operatori e la presenza di un tirocinante offre l'occasione per diventare maggiormente consapevoli del proprio operato, mossi dalla necessità di esplicitare all'altro i motivi del proprio fare quotidiano. L'impegno che comporta seguire un tirocinante è sicuramente sentito da molti supervisori come un'aggiunta al proprio carico lavorativo. Spesso viene espresso il timore di non riuscire a ritagliare spazio e tempi adeguati per la sua accoglienza. Ma ad un'analisi più attenta
L'esperienza del tirocinio viene colta come una sfida, come un'importante occasione per ritagliarsi del tempo nel turbinio operativo in cui sono immersi sempre più spesso i servizi. Si ritiene infine che l'esercizio di questa funzione implichi un costo organizzativo soprattutto nel primo modulo, ma che nel lungo periodo l'esperienza si trasformi in crescita personale e professionale in grado di produrre un certo alleggerimento nel clima lavorativo dato dalla continuità dell'esperienza nello stesso ente. Obiettivi formativi generali del tirocinio. Allora ascolta. Scegli tu. Mamma mia. Senti, ti passo Cristina, perché scusate. Il tempo è tiranno. No, ma io dico soltanto due cose che riguardano gli obiettivi formativi e credo che sono generalmente l'essere accolto e poi sperimentare l'accoglienza nel primo modulo, nel secondo modulo la responsabilità della gestione e l'esperienza che non è il terzo modulo ma del corso di laurea magistrale è quello di sperimentarsi come operatori. Dico solo due cose rispetto al tutorato dei tirocini della magistrale. È un'esperienza relativamente nuova che è nata nel 2011 e nel 2012 e riguarda una pluralità di esperienze. Ci sono alcune macro aree che sono studenti che fanno stage e non faranno il percorso per assistenti sociali. Ci sono studenti che invece intraprendono il tirocinio per sperimentarsi nella professione e provengono da lauree triennali in servizio sociale oppure anche no. Quello che chiediamo a quelli che non arrivano dal corso di laurea triennale è di fare un tirocinio di 450 ore, che quindi ricalca in qualche modo quello che chiediamo nella triennale, e di arrivare all'esperienza con gli esami fondamentali, teorie, metodi 1 e metodi 2. Ci sono anche altre, è un'esperienza molto ricca nella sua varietà, perché il collegio didattico dei nostri corsi di laurea ha fatto la scelta di affidare a tutor assistenti sociali la conduzione, la valorizzazione e la valutazione di tutte le tipologie di tirocinio. Quindi in questo senso ha affidato a noi come professionisti, come dire, la regia della costruzione dei diversi percorsi. Sono appunto 4 anni, in questi 4 anni abbiamo fatto la fatica di classificare per tipologie di tirocinio individuando dei percorsi didattici ad hoc, quindi per ogni gruppo di studenti cerchiamo di rispettare la scelta che hanno fatto in base alla professione futura ma anche le aspirazioni personali, quindi la parola d'ordine è differenziare. Ecco, si tratta di dare, non di omologare, di trovare categorie e dare percorsi simili a gruppi, ma è il contrario, dare le stesse opportunità a bisogni formativi diversi. Io credo che questa è una sfida, è un percorso molto difficile, però appunto il fatto di poter dare le stesse opportunità a bisogni diversi sia anche una caratteristica e una mission alla quale si è ispirata sempre la nostra professione. Su questo almeno penso che possiamo essere un pochino maestri. E l'altra cosa che voglio dire è che rispetto alle pari opportunità, noi appunto anche in questo caso cerchiamo di dare pari opportunità a tutti, anche appunto strutturandoli su bisogni e su possibili offerte diverse. Cerchiamo di costruire insieme un welfare più equo e però anche un pochino più generoso con noi, ecco, questo mi sento di dire. Bene, c'è una slide finale che mi pare che meriti essere proiettata. Eccola qui, lo sapevo, le avevo viste. Questi sono i tutor e loro presentano un'esperienza di gruppo, ecco perché l'importanza di questa foto. Permettimi anche di ringraziare alcuni supervisori, sì, che sono stati intervistati appunto e hanno offerto il materiale che adesso ho restituito: Pia Biancò, Elisa Barison, Mirka Bertelli, Annalisa Marangò, Marco Di Liberti e Tamara Giacomin. Vi ringrazio. Perfetto, grazie mille.